Buon pomeriggio a tutti voi. Ritengo che sia stata un'ottima scelta quella di inserire la parabola del buon samaritano nel percorso di questo Festival Costituzioni incentrato sul tema della solidarietà politica, economica e sociale. Ottima per tutta una serie di ragioni che cercherò di riassumere in breve, prima di dare la parola ai tre protagonisti di questo pomeriggio. Il primo è che la parabola riportata da Luca è una delle poche che restano nella nostra mente in forma pressoché intera e non soltanto ridotta a una frase principale che diventa una pericope o ritaglio dell'intero insegnamento. Della parabola dell'adultera, per esempio, alla maggior parte della gente rimane in testa soltanto l'ammonimento conclusivo. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, del resto pochi si ricordano. Il secondo riguarda il fatto che, pur se in tutto il Vangelo è sempre esplicito che la chiave per aprire la porta del regno dei cieli va trovata in terra, nel proprio comportamento, questa parabola è una delle più, scusatemi l'inadeguatezza e la rozzezza delle espressioni, concrete, nel far capire che il cardine per la salvezza è rendere migliore il mondo in cui viviamo. E quindi diventa un insegnamento non soltanto per chi crede, ma anche per atei, agnostici, dubbiosi, o praticanti di altre religioni che in certi frangenti avvertiamo così lontani dai nostri usi e costumi, dalle nostre tradizioni e anche dai nostri pilastri etici. Ho sempre sentito questa parabola come uno dei punti più alti dell'insegnamento che mi è stato impartito da bambino, insieme a quello delle beatitudini, nelle quali si asserisce con forza che ci si deve comportare in determinate maniere, anche se in terra non ci sarà nessun premio per questo comportamento, o addirittura anche se ne deriverà qualche nostra sofferenza. Lo si deve fare per il bene di tutti. Sicuramente questa parabola la conoscete, ma credo sia doveroso leggerla, è breve, per farvela ricordare anche nei particolari, perché poi dei particolari si parlerà. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, dei briganti lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per la stessa strada e quando lo vide passò dall'altra parte. Anche un levita giunto in quel luogo lo vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandogli olio e vino. Poi, caricatolo sulla sua giumenta, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari, gli diede al locandiere dicendo: abbi cura di lui, e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Lo stimolo di questo pomeriggio, come è già stato detto, è quello, partendo da questo testo, di attualizzare il racconto, di individuare chi siano oggi i briganti, il sacerdote, il levita e il samaritano. La scelta può essere la più larga possibile e sono certo che i 3 interlocutori che siedono vicino a me sapranno pilotarci con perizia in questo mondo in cui 2000 anni non sono bastati per far cambiare abitudini, ma soltanto per far cambiare abiti. Io però, se me lo permettete, vorrei aprire questo discorso mettendo in luce un altro punto. Quell'uomo è lì a terra, ferito e privo di sensi, ovviamente non parla e quindi è riconoscibile soltanto da apparenze esterne, vestito, acconciatura, monili, forse dal tipo di abbronzatura della pelle. E le apparenze non sono sostanze. Voglio dire che ragionando su questa parabola si possono chiamare in causa diversi articoli della Costituzione italiana, tra i tanti che attengono ai diritti e ai doveri dei cittadini e soprattutto riferendosi all'articolo 2, al quale fa esplicito riferimento il sottotitolo del Festival, solidarietà politica, economica e sociale. Ma è anche estremamente legato all'articolo 3, che nella sua prima parte recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Quel povero ferito, per 3 passanti su 4, è invece oggetto di un'immediata e falsa riconoscibilità e della sistemazione quasi automatica in categorie che poi assumono un nome che diventa spesso addirittura preteso strumento di offesa. Anche oggi passiamo per strada, vediamo qualcuno e a prescindere se in piedi oppure accasciato, siamo tentati di appioppargli un appellativo: meridionale, islamico,
drogato, omosessuale, rom, donna, pregiudicato, handicappato, negro, giallo, extracomunitario, comunista. Per me che sono triestino, ma anche per quelli delle valli del Natisone, sciavo. E potrei andare avanti ancora. Siamo tentati, dicevo, perché siamo portati a indulgere a una specie di voglia di generalizzazione che è estremamente comoda, che evita di fare la fatica di dover conoscere, di pensare, di ragionare, di scegliere, ma che è anche l'anticamera del razzismo, perché finisce per togliere agli altri la vita reale, riducendoli ad astrazioni e finendo per ammassarli tutti in grandi, ipotetiche e improbabili categorie di popoli, di etnie, di religioni, di gruppi linguistici, dimenticando o facendo finta di non sapere che anche la categoria in cui ci si vede incasellati è sicuramente vista con disprezzo da qualcun altro e che l'unica specie a cui si deve fare riferimento è sempre e soltanto quella umana. Insomma, sono la cultura, il ragionamento, il pensiero, magari anche con l'aiuto della nostra Costituzione, che devono sforzarsi di tenere gli altri vivi e ricordare che l'umanità è così preziosa proprio perché è una sommatoria di individualità diverse e ricchissime. È la cultura che deve ricordare a tutti che le parole xenofobia e aterofobia non sono meno gravi di razzismo, ne sono soltanto l'orrenda anticamera. Siamo noi a creare confini e segregazioni anche perché non ci opponiamo con la dovuta decisione a coloro che delle diseguaglianze fanno la loro bandiera e la loro attrattiva. Siamo anche noi colpevoli, almeno fino a quando non ci rendiamo conto che per un ghetto esiste un solo miglioramento possibile: eliminarlo, anche dentro di noi. E adesso andiamo a vedere le possibili attualizzazioni di questi 4 personaggi della parabola, partendo da Walter de Rosetta. Prego. Buonasera. Beh, innanzitutto vi porto i saluti di Don Antonio, 86 anni, problemi di cuore, il dottore gli ha detto non t'azzardare a muoverti da Milano, visto che c'è anche molto caldo. E quindi mi telefona e mi dice: Walter, tu mi faresti la cortesia di sostituirmi? Io dico: certo Don, anche perché ero convinto che, come spesso capita, le tematiche a lui affidate riguardassero i genitori, l'educazione, la pedagogia. E quando mi ha detto va bene, ti lascio i contatti gli organizzatori, ho scoperto il tema e il tema mi ha mandato in crisi, perché Don Antonio ama definirmi un diversamente credente, perché non vado in chiesa, perché i miei ricordi della Bibbia o delle Sacre Scritture risalgono a quando avevo 8-10 anni, quando facevo il chierichetto, perché vivo nel peccato, convivo con una donna, non siamo sposati e la sua bambina mi ha fermamente adottato come papà. Quindi in tutta questa confusione ho detto, faccio le cose che fanno le persone normali, studio. E mi sono andato a leggere un po', grazie a internet, che mi ha dato la possibilità di andare a spulciare un sacco di cose, e ho trovato un sacco di suggestioni. Ma alla fine mi sono accorto che avevo preparato un monologo di circa 45 minuti, poi arrivo qua e mi dicono no, guarda, 10 minuti forse sono abbastanza. E allora ho detto, allora provo a raccontarvi quello che mi hanno raccontato i ragazzi della nostra comunità. Io faccio il volontario in una comunità di Verona dove abbiamo dei minori, quindi ragazzi che vanno dai 16 ai 18 anni, e l'altro giorno sono andato da loro e ho detto ragazzi, io devo andare a trattare questo tema. E non so se voi conoscete la parabola del buon samaritano. Prima grande sorpresa, la conoscevano? E già questo mi lascia un po', come dire, spiazzato. E allora chiedo, ma secondo voi se dovessimo attualizzarla oggi, e qui sono uscite 2 aspetti che io avevo già dentro di me e che io già in un qualche modo mi fermentavano in testa. Uno era: cerchiamo di individuare ruoli, persone, soggetti esterni, no? Un po' come nella parabola, il levita, il sacerdote, il samaritano, i briganti. È un po' come quando io ero bambino che no, nel paese si diceva il sindaco, il prete, il carabiniere, e l'altro che diceva no, non è più possibile parlare di ruoli, di soggetti precisi, in fin dei conti ognuno di noi può interpretare questi ruoli, ognuno di noi è un pezzettino di questi.
E allora ho detto, ragazzi, non è che ve la cavate così, io poi devo sostenere una discussione con altri ospiti, datemi qualche elemento in più per poter proseguire la discussione. E la discussione è proseguita in questo senso. I briganti, e questa è l'ipotesi prima, i briganti siamo noi che non siamo in grado di valorizzare le cose che abbiamo, siamo noi che non siamo in grado di valorizzare e moltiplicare i nostri talenti. Oppure sono gli adulti più che noi. E già qua cominciamo, anzi, in realtà questo ragazzo ha cominciato a dire sono i professori, mi sembrava un po' troppo categorico, poi alla fine ha detto no, sono gli adulti, i briganti. Sono gli adulti perché non ci aiutano a crescere e perché ci stanno convincendo che la vita sarà tutta una valutazione. E gli ho detto, e le vita chi è? Le vita sono le forze dell'ordine. Come le forze dell'ordine? Sì, la divisa, le istituzioni, l'autorità. Perché? Perché l'autorità, se tu guardi, se tu ascolti i telegiornali, se tu leggi i giornali, le autorità, le istituzioni ce l'hanno sempre con i più deboli e non ce l'hanno mai con i più forti. Sì, ogni tanto salta fuori uno scandalo, qualcuno viene arrestato, ma ormai poi dopo è chiaro che poi si va come dicono sempre i pedagogisti, no? Gli adolescenti sono fantastici perché sono contemporaneamente capaci di farti dei ragionamenti profondamente filosofici e poi dall'altra parte passano a delle, come dire, si dimenticano addirittura di portare fuori l'immondizia. E i sacerdoti chi sono? I sacerdoti sono le persone che dicono che sanno già tutto e in realtà non sanno niente e devono ancora imparare tante cose. E il samaritano? Il samaritano sono gli ultimi, per esempio i ragazzi che si fanno le canne, per esempio i bambini. E allora su questo mi è venuta in mente una cosa. Un giorno eravamo in giro per Padova con Antonella e con Zoe, la bambina, c'è una persona che chiede l'elemosina, avevamo lasciato tutti i documenti, il portafoglio in macchina e a me è venuto spontaneo, istintivo, mi sono avvicinato, ho stretto la mano a questo ragazzo e gli ho detto guarda mi dispiace, non ho neanche un soldo. Io gli ho detto non ti preoccupare e siamo andati via e Zoe mi ha guardato e mi ha detto ma lui chi è? E io gli ho detto un amico. Ah, come si chiama? Non lo so. No, allora non è un amico. E mi ha colpito perché io pensavo di fare un bel gesto, in realtà non è stato un bel gesto, è stato un gesto, come dire, limitato. Leggendo la parabola ho trovato scritto che Luca, prima di raccontare questa parabola, ha detto bisogna tenere gli occhi aperti. E allora mi è venuta in mente la frase che bisogna saper vedere, che non basta solamente guardare. E io probabilmente in quel momento non ho visto, ho solamente guardato. E passiamo dall'altra parte. Credo che tutti voi abbiate seguito Cannes, dite di sì anche se non è vero, così mi fate contento, e hanno proiettato un nuovo film della Pixar che uscirà nelle sale a metà agosto, si chiama Inside Out ed è una cosa molto carina per noi che ci occupiamo di educazione, perché si svolge contemporaneamente riprendendo le persone e poi riprendendo quello che succede nel cervello delle persone. E ognuno di questi protagonisti nel suo cervello ha tanti piccoli personaggi che litigano, che cercano di mettersi d'accordo e di volta in volta chi prende il potere, chi prende il comando, come dire, fa muovere e fa agire la persona in un determinato modo. Ecco, a me è venuto in mente questo quando mi hanno detto ma no, siamo anche noi un po' questi personaggi, siamo noi i briganti. Ancora una volta, e questo è uscito riconfermato, quando non valorizziamo le cose che abbiamo, siamo noi i leviti quando pensiamo che la vita sia una progettazione continua, la possibilità e la capacità di tenere sotto controllo la nostra vita, di progettare tutto, di programmare tutto. A questo proposito anche qui ho trovato una frase molto carina, presumo che provenga dalla cultura Yiddish, se vuoi far ridere Dio raccontagli i tuoi progetti. Perché non è scritto da nessuna parte che cosa saremo. E
I sacerdoti, questo ragazzo mi dice, è quando tu guardi e non vedi. E io ho detto touché. E invece il samaritano è quando tu lasci il centro della tua vita ad un'altra persona. E viste le terre vicine, ultima citazione che mi è piaciuta, anche se in questo momento specifico la faccio fatica a renderla attuale. Don Tonino Bello nella figura del samaritano individuava un certo modo di fare politica e lo definiva in questo modo: il politico dell'ora giusta, che è quello che interviene sull'immediato, quello che presta il primo soccorso; il politico dell'ora dopo, che è quello che in un qualche modo ha poi la capacità, rispetto agli errori e alle sfortune, chiamiamole, di progettare e di programmare servizi, politiche, strategie; e il politico dell'ora prima, che è quello che poi è capace anche di prevenire. Grazie. Adesso sentiamo Pierluigi. Intanto saluto tutte voi e tutti voi con amicizia, siamo qui in sintonia da tanto tempo con gli amici di San Daniele, anche con l'amico appena incontrato che abbiamo ascoltato appena oggi. Ecco, io credo, come accennava anche Giampaolo, che sia stata un'intuizione davvero speciale questo accostare la parabola del Samaritano alla Costituzione. Io sono in sintonia profonda con Don Andrea Gallo, l'amico Don Luigi Ciotti, quando dicono che teniamo insieme prima il Vangelo come ispirazione di fondo e la Costituzione. Sono come le guide, le stelle polari della vita anche per me. Il Vangelo di Gesù di Nazareth e la Costituzione. Quindi l'accostamento non solo non è indebito, ma è quanto mai opportuno. E poi prima di entrare in merito come io sento oggi questa parabola, ho detto tante altre volte che a me pare che questa parabola sia speciale anche perché, come dire, connotata dalla laicità. Vi spiego. Dopo questo dialogo fra Gesù e questo maestro della legge, il più grande comandamento, ama Dio, il prossimo come te stesso, la domanda: chi è il mio prossimo? Da quel momento Gesù non parla né di fede né di Dio, parla di una vicenda umana. Parla di una vicenda umana, come dire, non c'è nessuna bandierina religiosa, ideologica, c'è la storia dell'umanità. Nella storia dell'umanità avvengono alcune situazioni di indifferenza o di coinvolgimento di umanità. E questo mi è sempre colpito, come a dire poi per chi vive questa dimensione che alla fine, senza nominare Dio, Dio è presente quando un segno di umanità buona, positiva, si realizza. Dove? Nel Tempio? No, sul ciglio di una strada. Dentro ancora la laicità della storia. Questa parabola mi ha sempre colpito anche per questo. Allora, come interpretare, ecco, guardando l'orologio che i minuti corrono proprio velocemente, in sintesi questo primo passaggio, come io interpreto chi sono i briganti? Quello che dicevi in qualche modo era anche la mia sintonia con la risposta dei ragazzi. Diversamente, con diverse responsabilità, siamo tutti briganti in questo mondo strutturalmente ingiusto. Siamo briganti con responsabilità diverse, perché se anche non siamo attivi direttamente nel brigantaggio, però quanto spesso siamo complici. Per timore abbiamo paura, non ci coinvolgiamo, rischiamo l'indifferenza. In qualche modo allora siamo anche noi, se non briganti direttamente tali, complici del brigantaggio. Dentro al mondo dell'ingiustizia, della violenza, della guerra, delle diverse forme di terrorismo, dello sfruttamento che avviene in diversi modi, che porta poi a colpire le persone, a ucciderle di fame, di sete, a ferirle, a torturarle, a imprigionarle, a colpirle nella loro dignità, nella loro speranza, per preservare privilegi,
arricchimenti, dentro a percorsi terribili di corruzione che ogni giorno ci lasciano sbalorditi e pare che siano diventati la normalità di questo paese. Ci sono briganti, certo, i briganti, e coloro che colpiscono, e io mi chiedo a me dove sto rispetto a questo, con l'indifferenza, col pregiudizio, con la xenofobia, col razzismo, con l'esclusione, come dice Papa Francesco, non solo poveri, ma esclusi, come cancellati dalla storia umana. Sono tante persone. E chi è il sacerdote? Per me il sacerdote rappresenta gli uomini della religione del Tempio, che non è la fede della vita, perché sappiamo che Gesù di Nazaret ha avuto uno scontro mortale poi con la religione del Tempio. Gesù è stato ucciso dalla religione del Tempio. E sono coloro che pretendono di possedere Dio, di contenerlo, di pregarlo, di elevare a Lui riti, sacrifici e preghiere, però è quella religione che conferma e legittima le discriminazioni, le disuguaglianze, il potere. C'è tutta una storia, purtroppo, di una religione che chiede sostegno al potere e del potere che chiede sostegno alla religione, una complicità e sostegno reciproco. Il sacerdote è l'uomo che trova giustificazione nel suo ruolo, nel suo compito religioso, trova giustificazione alla sua indifferenza, perché c'è un meccanismo psicologico, sociale, culturale che fa sì che si trovi giustificazione anche all'indifferenza, all'andare oltre quell'uomo. Pare infatti, questo mi pare da un punto di vista esegetico, che per un sacerdote soccorrere un ferito, sporcarsi col suo sangue, lo rendesse impuro e non idoneo al culto del Tempio. Io mi chiedo che se una religione distanzia le persone invece di unirle è un dramma, però era questo, era anche un motivo rituale, cultuale, che però diventava un alibi per quell'uomo che pre-sacerdote che è andato oltre. E poi secondo me il paradigma, l'esemplificazione di tutti quegli atteggiamenti di indifferenza e di rifiuto ad essere coinvolti dalla presenza, dalle storie, dalla condizione esistenziale dell'altro, degli altri, specie quelli che faticano, come i ragazzi di cui si parlava prima, ad esempio. Di tutte le giustificazioni, meglio non interessarsi, non intervenire, chissà quali saranno le conseguenze, preferibile lasciar perdere, chissà, magari poi se non intervengo io qualcun altro interverrà, perché proprio io. L'atteggiamento di tanti in questa società, che anche con una giustificazione religiosa, pensiamo a quanti in questi anni hanno seminato indifferenza e ostilità in nome delle radici cristiane, del riferimento all'identità cristiana, diventata un'arma di contrapposizione all'altro. E sono gli atteggiamenti e le parole di chi ha la presunzione di essere nel giusto, di possedere la verità e quindi di poter decidere di non intervenire, di poter essere indifferenti, di poter escludere. Ho ascoltato l'altro giorno in televisione, a seguito delle elezioni, delle espressioni che mi hanno fatto molto pensare, perché talmente suadenti che se non c'è un attimo di riflessione, di consapevolezza critica, sono parole che possono toccare e interpretare l'emotività irrazionale oggi così dilagante. Dice: essere cristiani, un leader politico che ha avuto un grande successo alle elezioni, essere cristiani non significa mica essere fessi. Io sono per l'accoglienza dei fratelli che vengono dalle guerre, ma non dei clandestini. Come se chi arriva nel mare già si sapesse chi è. Tanto è errata la terminologia, clandestini, perché chi viene non è se non una persona che viene, prima di essere stato verificato nella sua richiesta, una persona che viene a chiedere
di essere accolto, e poi prima noi e poi loro. Certo, un'immensa questione quella dell'immigrazione, non torniamo poi, ecco, su tutto il discorso, perché ecco, è vero che il tempo è sfuggito. Il sacerdote ancora mi rappresenta la posizione di autogiustificazione. Uno va oltre a questa indifferenza, perché questo passare oltre sulla strada non gli crea poi nessuna salutare inquietudine, perché io posso passare per una strada, restiamo la strada, e c'è una persona, e forse è successo anche a noi, e sul momento magari siamo incerti, e non lo salutiamo come tu che hai dato la mano, poi con delle diverse interpretazioni succedute, ma poi c'è un ripensamento. A me è successo qualche volta nella vita di essere tornato indietro sulla strada, perché mi pareva di essere stato frettoloso a non fermarmi, non che non mi fossi fermato per disinteresse, tantomeno per disprezzo, ma così un'incertezza mi aveva fatto andare oltre. Poi ho ripensato, dico, ma Pierluigi, cosa hai fatto? Sono tornato indietro anche con la macchina per dire se c'è bisogno di qualche cosa. Però chi è tanto giustificato, coperto dal ruolo, perfino dalla religione, non torna indietro. È così sicuro da non provare nessun fremito interiore. Mi fermo perché ho rubato già il tempo, dopo magari in secondo il Levita e il Samaritano, magari passiamo, se riesco a dire qualcosa dopo. Grazie. Ma io volevo fare prima un'annotazione di carattere pratico su questa parabola. Le parabole di solito nel Vangelo rinviano a somiglianze che descrivono racconti che devono descrivere il regno dei cieli. Questa è una delle poche parabole, forse l'unica, se non ricordo male, che è paradossale, nel senso che non descrive il regno dei cieli, ma cosa bisogna fare per andare nel cielo, no? Cioè, gli chiedono a Gesù, ma cosa devo fare io per andare nel regno dei cieli? E lui dice, beh, cosa dice la legge? La legge dice che devi adorare Dio e poi amare il prossimo tuo come te stesso. E quello gli chiede, ma chi è il mio prossimo? E allora Gesù racconta questo discorso. Io, per attualizzare al tema della Costituzione, mi sono immaginato una scena di questo tipo, che qualcuno mi chiedesse cosa devo fare per essere un cittadino costituzionalmente accettabile, e mi chiedevo io che parabola avrei raccontato. Beh, la racconto così. Un giorno un uomo scendeva da Bruxelles ad Atene, passava per l'Italia che gli sembrava essere la nazione più vicina alla sua, ma dei briganti della città attesero che lui attraversasse la città e che fosse fuori di città. Questi briganti, che governavano l'economia della città, lo misero sul lastrico a livello fisico e a livello mentale. Passarono dei sacerdoti della Costituzione, i costituzionalisti, i sapienti, che avevano ben altro a cui pensare che occuparsi di qualcuno che forse voleva essere cittadino. Avevano da studiare i presupposti, le ortodossie delle Costituzioni, e passarono dall'altra parte. Poi passarono dei politici che avrebbero dovuto il compito pratico di rendere presente e vivibile la Costituzione, ma non lo riconobbero né come cittadino né come persona degna di essere soccorsa. Il caso volle
che arrivarono altri uomini che andavano dalla Libia verso l'Europa, verso Bruxelles, e si fermarono ad accudirlo, perché riconobbero in quella condizione la loro e in qualche modo furono solidari. Faccio notare che i primi che passano sono gli esperti dell'ortodossia costituzionale, gli ultimi che passano, come i samaritani per gli ebrei, sono i nemici che altri hanno scelto del cittadino, come i samaritani erano per i giudei, cioè erano delle appartenenze che altri avevano scelto per differenziare e per opporli gli uni agli altri. Un samaritano non era un cittadino per un giudeo non era un cittadino per un samaritano. Cosa vuol dire questo? Metto insieme quando dicevano i colleghi in precedenza. Beh, vuol dire una cosa, che uguaglianza civile, carità cristiana e carità religiosa hanno caratteristiche comuni. Prima di tutto sono delle ortopratiche, delle cose da fare per diventare buoni cittadini e buoni cristiani, e non delle ortodossie, delle strutture del pensiero o delle appartenenze che altri ci danno e a cui noi non abbiamo il coraggio di rinunciare. Tu sei così. Uguaglianza e carità cristiana hanno una caratteristica importante, e qui trovo molto molto interessante il suggerimento precedentemente fatto tra Vangelo e Costituzione. La Costituzione è il Vangelo dei laici, dovrebbe essere il Vangelo dei laici, così come la cittadinanza costituzionalmente accettata aiuta il nostro pellegrinaggio terreno e per chi crede prepara anche l'accesso ad un'altra città. Beh, però la caratteristica di entrambe è che nella Costituzione, che stabilisce l'uguaglianza, nel Vangelo, che stabilisce il comandamento della carità, possono essere fondati sulla reciprocità. Se noi facciamo la carità solo a chi la fa a noi, finiremmo, ahimè, in questo mondo di briganti, di non fare più la carità. Se noi vogliamo realizzare l'uguaglianza solo con coloro che la vogliono fare con noi, e cioè se ci proponiamo diritti costituzionali soltanto con coloro che li rispettano e che sono già inclusi nella Costituzione, rischiamo di non fare più Costituzione. Se vogliamo fare la cittadinanza esclusiva del suolo e del sangue, rischiamo di non fare più cittadinanza, di non fare più Costituzione. Seconda riflessione, attenzione, non è l'uguaglianza che fa scrivere la Costituzione, ma è la Costituzione che ci rende uguali, che è altra cosa. Non è il viaggio della vita che ci rende, come dire, costituzionalmente accettabili, ma è scegliere la Costituzione come appartenenza. La terza cosa che lega i samaritani e i giudei di oggi in un'unica Costituzione è questa ortopratica che decide quando è necessario di dimenticare tutto e di rimettere a ciascuno i propri debiti. Io prego poco. Credo che il Padre Nostro sia una delle preghiere più belle del mondo. Il mio amico defunto, professore di storia delle religioni Alfonso Maria Di Nola, in un libro intitolato La preghiera dell'uomo, che è un librone così in cui ci sono le preghiere di tutte le religioni del mondo, della religione cristiana mette solo il Padre Nostro. Beh,
Io devo dire che qualche volta che mi capita di dirlo, quando arrivo che devo dire rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, sto zitto, perché ho veramente paura che qualcuno, se c'è, poi rimetta a me i debiti come io li rimetto ai miei debitori. Vi ringrazio. Io tornerei su quel secondo concetto, che siamo noi in tutte le 4 declinazioni, in tutte le 4 categorie. E partendo da questo punto, perché lo dicono i giovani? E i giovani, ce lo ricordiamo tutti come eravamo, sono persone che non accettano certi soprusi, almeno fin quando sono giovani. Poi normalmente, lo dice uno che ha vissuto il 68, le sue contraddizioni, le sue profonde delusioni, poi rientrano nella normalità, non sono più giovani e diventano accettanti. I giovani cosa pensano della possibilità di rifiutare? Come pensano di poter rifiutare quello che a loro non va in questi anni, in questo momento? Come si rifiutano di essere contemporaneamente briganti, leviti, sacerdoti e anche samaritani? Io farei un ragionamento un po' collegato e connesso in maniera sistemica, perché sennò rischiamo di privilegiare un modo di vedere piuttosto che un altro, no? Un po' come dicevo all'inizio, un tempo era facile, tra virgolette, col senno del poi, individuare ruoli, figure significative, il bene dal male, il buono dal cattivo. Una cosa che mi ha colpito, tra virgolette, miscredente nella parabola, è che c'è una sospensione del giudizio. Non c'è scritto da nessuna parte sulla parabola che il levita è cattivo o il sacerdote è inadempiente, dice semplicemente che va dall'altra parte. E tant'è che nell'ultima risposta non viene chi risponde, non dice è lui il migliore, è lui il più bravo, no, dice semplicemente è colui che si accosta con misericordia all'altra persona. Allora, anche qui, noi diamo molto ai ragazzi, noi lavoriamo molto con le scuole, con l'associazionismo, con il mondo giovanile in genere, però io spesso ho questa sgradevole sensazione che noi chiediamo ai ragazzi di essere più adulti di noi adulti, per cui, che ne so, io mi occupo di prevenzione, allora vado nelle scuole, ci sono tutta una serie di progetti fatti anche bene, però alla fine diciamo ragazzi guardate che voi non dovete fare questo, dovete fare quest'altro, dovete rispettare le leggi, dovete... E casomai in quel momento, mi scuso con gli insegnanti presenti in aula, e casomai in quel momento l'insegnante, che sarebbe cosa buona e giusta, fosse presente per vedere e per cogliere le dinamiche e le preposizioni che i ragazzi ti presentano e ti propongono, in quel momento dice beh, siccome ci sei tu, approfitto, vado a fare altro. E quindi in un qualche modo è come se si delegasse l'intervento educativo. Allora i giovani ci sono e hanno un senso e un significato se noi come adulti ci siamo e ci assumiamo la responsabilità di avere un senso ed un significato, perché il rischio è che ci sia, se io la vedo nella parte negativa, è che ci sia un ripiegamento. Il Don prima parlava di questa società estremamente strutturata e qualcuno, non io, l'ha definita visceralmente consumista. Una parte del mio lavoro è anche sulla dipendenza e sulle prevenzioni. Io resto preoccupato, sono usciti recentemente 2 giorni fa i dati di questa ricerca internazionale che si tiene ogni 4 anni sugli stili di vita e sul benessere psicofisico dei ragazzi, e indovinate un po', i numeri del consumo di sostanze stanno aumentando, fasce di età 11-15 anni, ma non sta aumentando solamente quello, sta aumentando il gioco d'azzardo, che nella precedente ricerca non c'era. Allora, il rischio è che io, se non riesco a trovare spazio, come mi dicevano i ragazzi in comunità, se non riesco a trovare spazio di cittadinanza,
non mi metto a fare le battaglie, o mi metto a fare le battaglie, per capirci, passatemi il termine, violente, può essere l'attacco alla TAV, può essere cose simili, oppure mi richiudo in me stesso, mi costruisco un mio mondo, un mio sogno, un mio paradiso artificiale, e sono quelli che sempre i ragazzi della comunità mi dicono: ah, sono i ravers, sono i punk a bestia, sono persone, ragazzi che si pongono fuori dalla società, fatto salvo poi casomai la sera tornare a casa da mamma e papà perché una doccia, un vestito pulito fanno comodo. Oppure, e la cosa fantastica dell'educazione, di chi si occupa dell'educazione, ti accorgi che se tu credi nelle loro possibilità, se tu ti fermi a vederli, se tu ti fermi ad ascoltarli, se tu rallenti il tuo passo, se tu, come diceva il Don, torni indietro quando ti accorgi che per vari motivi sei stato frettoloso, hai un'esplosione di disponibilità, di energia, di capacità strategica e di pensiero che loro sono capaci di mettere in atto. Ma ancora una volta questo succede nella reciprocità della relazione giovani-adulti, se no questo non esiste. Noi per loro rappresentiamo quelli che hanno rovinato il mondo, e io non riesco a dar torto a loro, nonostante io nel mio piccolo penso di aver fatto tanto. Io ho fatto anche politica attiva, 5 anni di consigliere comunale, poi ho fatto l'assessore in un'amministrazione provinciale, poi ho fatto anche il candidato sindaco, e mi sono fatto l'idea, e resto dell'idea, che la politica partitica istituzionale non debba essere cosa per pochi, che debba essere patrimonio di tutti. È un po' come oggi si dice alternanza scuola-lavoro. Io credo nell'alternanza vita-politica, vita/politica, perché è una scuola il fare politica, l'occuparsi della polis, del benessere degli altri, ma è un'esperienza che poi deve avere un termine. Allora, per cercare di dare una risposta, i giovani riescono ad esserci se noi ci rimbocchiamo le maniche, noi come adulti, e decidiamo di rimanerci. Se anche noi rifugiamo o deleghiamo o pensiamo che le responsabilità siano talmente tante, talmente di altri, che non ha senso, non è giusto partecipare. Cito una riflessione a caso, l'aumento ancora una volta dell'assenza alla tornata elettorale, quindi dell'astensionismo. Questi segnali i ragazzi li vivono e li raccontano come ma vedi, ho ragione io, non c'è nulla da fare. Luigi, ovviamente adesso la vita è samaritano. Per come sono riuscito, non dico a capire perché non si capisce mai a sufficienza, ecco, si impara, però il Levita, secondo quello che percepisco appunto, capiamo che i Leviti erano gli appartenenti alla tribù di Levi, che erano addetti al culto del Tempio di Gerusalemme. Allora in fondo su di lui io farei le stesse considerazioni che ho espresso prima sul sacerdote, con questa ulteriore precisazione, ecco, cioè che Levita rappresenta le persone che si coprono con gli atteggiamenti, le decisioni, le azioni di chi copre un ruolo superiore a loro. Come dire, il sacerdote si è comportato così. Io adesso, banalizzando la parola, ma con rispetto a chi svolge questo compito nelle nostre comunità, ma io che sono il sacrestano, ce l'ha detto al culto cosa devo fare, perché c'è nelle dinamiche psicologiche, sociali, questo atteggiamento come di sentirsi protetti perché qualcuno considerato superiore o leader o altro si comportano in questo modo. E qui ritorna quella straordinaria lezione di Don Lorenzo Milani sull'obbedienza, che ciascuno è responsabile delle sue azioni, che l'obbedienza non è una virtù quando è essere succubi alle parole, agli atteggiamenti, alle pratiche di chi noi consideriamo superiore e sotto il cui ombrello protettivo possiamo rifugiarsi. Perché se il Levita avvertiva il fremito della sua coscienza umana, poteva fermarsi, probabilmente si è scusato a se stesso,
perché il sacerdote non si era fermato. E quindi io lo interpreto in questo modo, come un pavido che però ha trovato giustificazione dall'atteggiamento di uno che ha considerato superiore. Quindi rappresenta per me nella vita la passività, il conformismo, la delega, l'adattamento, la vigliaccheria, perché c'è un tratto di vigliaccheria in questo mondo. Cioè quando io non assumo la mia responsabilità nel dire una parola che mi spetterebbe, nell'assumere una posizione che sentirei in coscienza doverosa, e dico, ma guarda, hanno fatto così gli altri superiori, cosa vuoi che io mi esponga proprio io? Perché io devo farlo? Non ha fatto neanche loro, che stanno al di sopra di me nei ruoli, nei compiti. E quindi i due sono accomunati dall'appartenenza a un mondo separato, elitario, clericale direi. Però sappiamo che non c'è solo un clericalismo dei chierici nella società, ci sono diversi clericalismi, religiosi e laici, nicchie di chiusura, di separatezza. Ecco. E il samaritano cosa mi rappresenta? Il samaritano è stato detto già benissimo, è lo straniero, il diverso. Quando Gesù raccontava questa parabola ai suoi uditori, quando ha iniziato a rappresentare l'intervento di un samaritano, chiaramente hanno sentito dentro un disagio grande, perché erano considerati, scusate le parole, gli ebrei li consideravano bastardi, li chiamavano anche tali, bastardi, nemici, appartenenti a un'altra etnia, religione. È come se noi oggi raccontassimo, appunto, come diceva Nicola prima, di un gruppo di persone richiedenti asilo che in una città accolgono l'uomo che cerca di attuare la Costituzione e non trova ascolto nei saggi, negli esperti. O uno, più ancora diremo, un nomade che compie un atto di attenzione a uno di noi, a San Daniele come a Giuliano, e noi raccontassimo una parabola e dicessimo a quel punto un prete è andato oltre, un uomo dell'apparato religioso è andato oltre, uno zingaro si è fermato. Come uno zingaro? È impossibile. Come si è fermato uno zingaro? O un profugo richiedente asilo, si è fermato proprio lui. Ecco, questo era un po' l'effetto che l'inizio della raffigurazione del samaritano ebbero gli ascoltatori di Gesù. Quell'uomo passa, non conosce l'uomo che è colpito e derubato, ferito, forse in silenzio, come diceva Giampaolo, forse possiamo anche immaginare, gemente. E dice il Vangelo che è mosso dalla compassione. Ora, la compassione, sappiamo etimologicamente, significa patire con. E leggendo da poco anche una esegesi così, dice che la compassione porterebbe a considerare la vibrazione interiore delle viscere, dell'utero, e quindi dell'utero come generatore, contenitore della vita, e quindi una dimensione che origina vita attorno a noi, la compassione, patire con, vibrare nel profondo. Quell'uomo, pensiamo ai suoi gemiti, entrano in lui che passa, come dire che non sente, non può andare oltre, perché altrimenti non si sentirebbe più un essere umano degno di questo nome. Sento così questa compassione, come a dire, come si fa a sentire in Italia oggi, o leggere su tutte le postazioni, frasi come questa, che è meglio che muoiano in mare piuttosto che arrivano tanti fra di noi. Questa è pura disumanità, non è giustificabile per nessun motivo, è disumanità, punto. Disumani siamo, perché viviamo in una situazione di una deriva, io sento, con preoccupazione, deriva culturale ed etica, un abbassamento evidente di questo, laddove solo nominare
le questioni, le presenze, automaticamente diventa un rifiuto. Ora i problemi ci sono, complessi, difficili, certo, il primo sono ad affermarlo, a dichiarare la disponibilità ad affrontarli, ma se ogni problema nella vita diventa automaticamente un rifiuto delle persone, stiamo imboccando una situazione che può portare a situazioni drammatiche. Poi certo, insieme alla cultura, all'etica ci vuole la politica, nelle sue decisioni, nelle sue legislazioni, nelle sue progettualità, diciamolo francamente, dato che siamo, senza generalizzare, che in questi anni sull'immigrazione non c'è stato mai un progetto serio, né europeo né italiano, questa è la verità. Oggi noi scontiamo un'impreparazione di dormienti sull'immigrazione per anni. Io ricordo, guardate, perché vivendo nel centro di accoglienza stavo attento, monitorando le ultime elezioni regionali e politiche. Nessuno, dico nessuno, sono stato attentissimo, ha parlato dell'immigrazione, ma è incredibile visto quello che succede. Io mi appassiono perché dico è incredibile rispetto a quello che succede oggi. Dove eravamo? Cosa si faceva? Nessuno ne ha parlato. Adesso certo che se ne parla perché è una rendita elettorale l'immigrazione. Questa è la realtà. C'entra con la parabola del Samaritano, altro che c'entra. Non può andare oltre quell'uomo, e allora i gemiti di chi è in mare, sulle barche, se trovano in un paese espressioni di questo genere, facciamo peggio del sacerdote e peggio del levita. Quel samaritano non pensa chi sia quell'uomo, non sa chi è, non pensa che cosa può succedergli intervenendo. Sente e si muove. Io mi chiedo tante volte, ma è innata questa sensibilità del samaritano? Nella nostra vita è innata la sensibilità? Questa reazione umana? Io credo di no, si impara. Qualcuno ce la comunica, ce la insegna. Ecco tutto l'impegno culturale, etico, spirituale. Lo diceva anche il Dalai Lama quando l'abbiamo incontrato negli anni scorsi, che la mamma gli ha fatto percepire l'amorevole compassione. Se nessuno ce la comunica, difficile che entri dentro di noi, e se non entra dentro di noi è difficile crescendo di poterla esprimere. Quindi io credo molto a un discorso educativo fatto certo di parole profonde, significative, ma fatto soprattutto, ecco, di una esemplarità nella nostra vita che sappia unire, come fa Papa Francesco, le parole e i gesti. Per quello credo susciti in noi, almeno in noi credo, anche se dico fra parentesi, con un sorriso un po' amaro, mi accorgo che la difficoltà sta aumentando per Papa Francesco. Perché non vedo, ci conosciamo, lo dico senza polemiche, ma vedo che non c'è pressoché nessuna ricaduta nelle diocesi, nelle parrocchie di Papa Francesco. Lui è lassù, o è qua giù, perché dico, ma lassù nel suo compito, ma le ricadute vedo molto molto scarse, alcune volte nulle, questo fa dispiacere, perché appunto le sue parole e i suoi gesti chiamano a rimettersi in discussione. Allora si prende a cuore quell'uomo di Samaria, e quindi non posso non ripensare a quel cartello che ho visto anche nell'ultima visita barbiana, dove ero con un gruppo di persone il 25 aprile per celebrare con Don Milani il 25 aprile quest'anno, Aiker, mi sta a cuore, fondamento di un'esperienza pedagogica, educativa, ma fondamento della nostra vita, mi sta a cuore. E nel commento che si dà sulla nostra parete c'è un cartello in cui è scritto Aiker, è contrario, mi sta a cuore, è contrario del motto fascista, me ne frego. E siccome si prende a cuore, si prende cura e disinfetta con l'aceto, con l'olio, poi lo porta a riposare, a mangiare qualcosa, a dormire. Qualcuno dirà che insomma è stato temporaneo perché poi lui è andato via, sì, ma noi interpretiamo la parabola per il suo messaggio immediato. Però mi colpisce ancora che non è preoccupato di quanto potrà costargli,
come a dire che la sua disponibilità è coinvolta, è completa, è gratuita. Gratuita. Io sono convinto, progressivamente, direi sempre più, che solo l'amore, la compassione, la gratuità potranno salvare l'umanità. Sono profondamente convinto. Solo l'amore, la compassione, la disponibilità. Se mancano queste dimensioni in una società non andiamo lontano, pure con tutte le tecnologie di questo mondo. Non andiamo lontani come progetto di umanità. Questo ne dice la parabola del Samaritano. Oggi, che ha una dimensione personale, del rapporto a tu per tu, che ha una dimensione certamente istituzionale e politica, e torna a legarsi con la Costituzione, con quell'articolo 3, leggendolo adesso diremmo, sì, ma guarda, la Costituzione riecheggia il Vangelo di Gesù? Sì, è così. Questo è quello che sento dentro di me. Grazie. Noi ci siamo conosciuti un bel po' di anni fa in una serata in cui si parlava di Norberto Bobbio, grande amante della Costituzione e una persona che usava molto nella pratica quel termine che tu hai usato prima, e che è reciprocità. Reciprocità nella carità, nell'uguaglianza, nella cittadinanza, ma anche quello praticava molto questo ragionamento nel lavoro, nella democrazia, nella politica. Ecco, questa reciprocità non solo manca, ma viene quasi schernita, cancellata, rigettata come momento di debolezza. E non riesco a capire, domando a te aiuto, uno, perché si sia arrivati a questo, perché stiamo diventando tutti i sacerdoti leviti, se non addirittura briganti, e due, perché non ci siano più maestri, anche quella volta non ce n'erano tanti, ma ce n'erano, maestri che abbiano la voce talmente forte da superare il brusio. Madonna, questo è più difficile del Vangelo. Ma provo a rispondere in maniera molto, molto schematica, evidentemente. Alla prima domanda rispondo così. Nella storia che va, quella che ho vissuto io, che sto vivendo io, c'è stata un'accelerazione, parlo della storia italiana dagli anni 60 ad oggi, negli ultimi 50 anni, si è passati da un progetto collettivo, che era la ricostruzione di un paese, dove senza solidarietà non vai da nessuna parte, senza un movimento collettivo non vai da nessuna parte, senza una speranza non vai da nessuna parte. Si è passati ad una sorta di individualismo del vissuto, che ha messo in secondo piano non solo i valori costituzionali, quello è l'effetto, ma ha messo in secondo piano tutti gli aspetti che rinviano al sociale e all'uguaglianza. Attenzione, non sto dicendo che l'individualismo è un male in sé, sto dicendo un'altra cosa. L'individualismo diventa male in sé quando è staccata dall'uguaglianza. I regimi costituzionali, gli stati costituzionali si differenziano dagli stati non costituzionali perché antepongono l'uguaglianza all'individualismo, nel senso che l'individuo è lo sviluppo a partire dall'uguaglianza. Il rovescio, ha ragione lui, è strutturalmente fascista, nel senso che mette l'individualismo come fondamento di tutto, no? Il self-made man, a cui il sistema sociale deve dare l'accoglienza perché quell'individuo si sviluppi. Cioè, il primo sistema mette alla base l'uguaglianza perché ci sia uno sviluppo della persona. L'altro sistema mette alla base l'individualismo perché si scateni
chiamiamola col suo nome, è la guerra di tutti contro tutti. Ecco, dagli anni 60 ad oggi è come se si fosse passati da una forma di visione di futuro collettivo ad una visione di futuro individualista, con le conseguenze che questo comporta. Ne cito solo due. Prima conseguenza, abbiamo tutti paura, ma per forza siamo soli. Le politiche della paura sono alimentate dallo stesso sistema che ci dice che dobbiamo stare soli. Avete seguito tutto il dibattito sui controlli su internet, eccetera? Insomma, scusate, se siamo soli ed abbiamo più paura, abbiamo bisogno di essere, come dire, che qualcuno vigili nel sistema sociale perché noi non possiamo perdere la nostra libertà e quindi dobbiamo elaborare delle politiche contro la paura dei cittadini. Ma è un cortocircuito. Io dico, ma scusate, ma perché non proviamo a stare più insieme? Che forse abbiamo meno paura e non abbiamo bisogno di politiche della difesa in termini strutturali. Questo ha conseguenze anche a livello del nostro immaginario. Faccio un esempio, quando io sento pregare in determinati modi con richieste di carattere individualistico nazionalistico e mi vengono i brividi e dico questo è fondamentalismo di ritorno. La preghiera o è un fatto collettivo e antepone, come dire, una struttura collettiva di uguaglianza, oppure diventa l'esercizio di una differenziazione sociale a cui dopo la carità diventa il rimedio. È un cortocircuito da cui non si esce. Ma mi interessa di più la seconda conseguenza. Attenzione che la seconda conseguenza di questo individualismo selvaggio è che nessuno più crede che il futuro possa essere diverso dal presente. E questo è drammatico. Quando io chiedo alle famiglie e alle persone che hanno figli giovani e facendo il lavoro universitario mi accade molto spesso, le mamme e i papà dei miei studenti universitari sono convintissimi che i loro figli staranno peggio di quanto stanno loro. E cioè che il futuro è una continuazione del presente e non la possibilità di cambiare il presente. Di qui il rifiuto di tutto ciò che è impegno collettivo per cambiare il presente. Se io non ho fiducia in un futuro che possa essere, come dire, in qualche modo garante della mia esistenza, non mi muovo, non mi impegno. Hanno ragione i ragazzi. Se io non ho la possibilità di pensare ad un mondo che sia diverso a partire da questo presente che non mi soddisfa, evidentemente perdo non solo la speranza, ma per continuare con le virtù teologali perdo la fede e perdo la carità, cioè non faccio né il buon samaritano e né credo alle cose che mi raccontano, per cui navighiamo a vista e siamo tutti disperati, o meglio, siamo tutti vittime di quei mascalzoni di cui ho parlato prima e su cui non voglio tornare. Seconda domanda, i maestri. Questo è un bel problema. Qui io devo essere sono molto cattivo con me stesso e questo è il motivo per cui non salto la frase rimetti a me i debiti come io li rimetto ai miei debitori, perché mai sia succede, sono fritto, cioè non solo vado all'inferno ma mi cucinano proprio fritto nelle padelle del diavolo, ma siccome sono molto cattivo con me stesso rispetto a questa prospettiva, lo sono anche nei confronti dei miei colleghi. Guardate, in Italia non ci sono più maestri perché è finito il fondamento che lo rendeva possibile. Cioè sta saltando il sistema collettivo che dava valore al sapere. Quando io ero bambino al mio paese, in Molise, che è abbastanza alto, quindi nevicava molto,
e il Molise allora aveva strutture molto simili al Friuli contadino narrato da Pasolini, quindi voglio dire più o meno ci capiamo. Beh, la mia mamma quando nevicava molto e io non potevo andare a scuola mi diceva: oggi perdi un giorno di scuola. E la mia mamma aveva soltanto la seconda elementare, appena sa leggere e scrivere. Questo significava che per lei la cultura era un valore. Se oggi per uno sciopero degli insegnanti, e ne hanno tutte le ragioni, qualche giorno non si fa scuola, la prima cosa che pensiamo noi è: ma dove li metto i figli? Che ci faccio oggi? Cioè, la scuola è diventata un babysitting di massa. Ma dico, scusate, ma allora i maestri come li formiamo? Dove li troviamo? Aggiungete che se la cultura apre quegli orizzonti e in questo caso tende a richiuderla, beh, diventiamo psicologicamente tutti prigionieri di quei poteri mascalzoni di cui parlavo prima, che sostituiscono la cultura con una serie di altre cose su cui io non mi dilungo, ma che voi conoscete molto bene, altrimenti spiegatemi perché l'economia compra i giornali su cui ci rimette, compra le televisioni su cui ci rimette, compra... Beh, evidentemente hanno una funzione sostitutiva. Un'ultima cosa che riguarda futuro conoscenza. Beh, attenzione, visto che parliamo del buon samaritano, ci sono due cose drammatiche. Uno, il Papa lo dice spesso: il mondo non può andare avanti perché la distanza tra i ricchi e i poveri è diventata abissale. Non è vero che l'economia ha risolto i problemi e che i poveri stanno un po' meglio. Non è vero niente, sono cresciuti in maniera esorbitante, anche in Italia, anche in Italia. La seconda, che è ancora più drammatica, è cresciuto il disagio tra coloro che sanno e coloro che non sanno, alla faccia della democrazia e alla faccia dell'istruzione pubblica. Cioè, oggi i conoscitori veri del sistema in cui viviamo sono realmente pochi e i fruitori, i non conoscitori fruitori, sono realmente tantissimi, cioè cresce lo stesso divario della conoscenza. E tutti dicono che il futuro è un futuro della conoscenza. Provate a indovinare di chi sarà questo futuro? Le sollecitazioni che ci sono arrivate dai tre protagonisti di questo pomeriggio sono tantissime. Io avrei un bel po' di domande ancora da fare e sono stati però molto bravi, e quindi abbiamo una decina di minuti abbondanti per lasciarle fare a voi queste domande. Se non ne avete ci tratteremo, per l'amor di Dio, ma immagino che qualche domanda ci sarà sicuramente. Sbaglio previsione? No,